Ne vedo una, là, quel ragazzo là, come ti chiami? Io direi si dovrebbe restare di cercare, tenere duro e pretendere di, proprio con la vostra spinta di giovani e lavorate nell'università, per cercare di far capire e anche di farlo capire con la scheda quando andate a votare dell'importanza. Senza la ricerca l'Italia è destinata a regredire, siamo un paese in via di sottosviluppo. Dico perché chiede il Signore se l'universo è frutto di un cieco determinismo oppure no. E questo la scienza non lo sa. La scienza studia come è fatto l'universo, come evolve l'universo, perché c'è l'universo. Questo non lo sappiamo, è una domanda a cui la scienza non sa rispondere, però si va appunto nella questione di fede. C'è chi pensa che l'universo c'è perché Dio l'ha voluto, c'è chi pensa che la materia sia sempre esistita e che le molecole, gli atomi, la capacità di aggregarsi in molecole, le quali molecole hanno la capacità poi di dar luogo a tutto ciò che esiste, alle stelle, alle galassie, e le stelle sono quelle che fabbricano gli elementi necessari per la vita. Quindi sono sia il credere in un Dio creatore, sia il credere nella materia che ha certe capacità, sono atti di fede non dimostrabili scientificamente. Domanda numero 3. Cosa pensa dell'omeopatia? Ma non lo so, io ci vedo poco, però sono un medico, quindi ne ho esperienza diretta in proposito. Volevo sapere perché secondo lei l'Italia, che è un paese di santi, poeti, navigatori, non è un paese di matematici? Nel senso È vero, è anche un paese di scienziati. Sì, ma come mai nelle università gli iscritti a matematica o perlomeno alle materie scientifiche sono minori rispetto a quelli delle materie classiche? Cioè c'è un non nell'università, forse perché sono più difficili. Ma perché c'è questo gap rispetto ad altri paesi? Diciamo che c'è una lunga tradizione in Italia che risale a Gentile e a Croce, in cui si considera, secondo loro, le materie umanistiche sono per gli intelletti alti, mentre le scienze sono tecnologia per i piccoli intelletti. Questo diceva Croce Gentile, e questa influenza c'è ancora oggi nelle scuole, perché nelle scuole, anche al liceo scientifico, si dà molto più tempo all'insegnamento delle materie umanistiche che non a quelle delle scienze, e questa è la conseguenza che le scienze sono sacrificate. Però non è vero che, per esempio, fra fisici e astrofisici l'Italia occupa uno dei primissimi posti, non è che sia arretrata, almeno per ora, forse lo diventerà di questo passo, per ora però. Quindi, malgrado appunto questa prevalenza delle materie umanistiche negli insegnamenti nelle scuole medie, diciamo che l'Italia ancora regge bene il confronto per quanto riguarda la matematica, la fisica, la chimica, anche tutte le scienze. 3 lati assolutamente positivi per cui essere orgogliosi di essere italiani. Diciamo, prendiamo Dicono che il 3 è il numero perfetto. Quindi... Nella fisica prendiamo il nome di Fermi, per esempio. Di Fermi, di Segrè, sono stati tutti grandi fisici. Abbiamo nella biologia abbiamo la Rita Levi-Montalcini. Abbiamo nella chimica, come si chiamava il premio Nobel Natta, mi pare, premio Nobel per la chimica Natta. Quindi anche nelle scienze abbiamo avuto dei premi Nobel, abbiamo delle persone che sono state trainanti, e anche nell'industria, soprattutto dopo la guerra, c'è stata tutta una serie di innovazioni che sono nate anche in Italia, e
tante industrie innovative che poi sono andate spengendosi, non si capisce come. Penso per esempio all'innovazione, il primo grande calcolatore elettronico, l'idea era dell'Olivetti. L'Olivetti è morta, c'è sempre l'Olivetti, io ne sento più parlare. E altre, per esempio la Lambretta, la Vespa, furono due innovazioni discusse che motorizzarono l'Italia e furono due innovazioni nate anche sull'onda di tutto l'entusiasmo di ricostruire che c'era subito dopo la guerra, forse proprio in conseguenza della guerra. Poi c'erano tante industrie innovative in Italia che non esistono più. Come si fa? I buchi neri sono ciò che è rimasto di certe stelle molto grosse che muoiono in una grande esplosione e gli strati più esterni della stella esplodono e scaraventano nello spazio tutti gli elementi formatisi nelle reazioni nucleari che sono avvenute nel loro interno, mentre il centro si contrae fortissimamente e diventa un buco nero. Quindi i buchi neri sono cadaveri di stelle. Prego, il suo parere sulle apparizioni degli UFO, sulla mistica e viaggi interspaziali. Gli UFO sono stati tanti analizzati, tante testimonianze, sono risultate tutte frutto di abbagli, di fantasie o di scambiare fenomeni naturali rari con degli UFO. Addirittura c'è chi non è abituato a osservare il cielo, quando c'era una congiunzione di grossi pianeti, cioè quando in cielo si vedevano vicini Giove, Marte e Saturno, tanti telefonavano all'osservatorio perché si vede un UFO su Piazza Unità. Questo è un esempio di come si possa prendere a bagli. L'altra cosa? Mistica. La mistica sono cose personali e c'è chi ha le visioni e chi non ce l'ha. E la terza mi pare che sono i viaggi interspaziali. I viaggi interspaziali in parte si fanno già. Ho sbagliato io. No, giusto. Non è, sì, no, quindi secondo lei non è fisica, mistica, non ha a che fare con la fisica? Non esiste la mistica, no, io non ci vedo. No, ha chiesto se la mistica non ha nulla a che fare con la fisica. Con la fisica? Con la fisica. Beh, con la fisica devo dire di no. La mistica, se uno è un mistico e ha le visioni, vabbè, sono cose personalissime e ci sono evidentemente quelli che credono di avercele davvero le visioni, ma sono cose personali, non verificabili scientificamente. Scusi, la terza cosa è i viaggi interspaziali. Sì, sta tre. Viaggi interspaziali. Viaggi interspaziali. Viaggi interspaziali? Beh, dipende, in parte si sono già fatti, perché andare anche sulla Luna è stato un viaggio interspaziale. Le sonde che sono andate a spasso per tutto il sistema solare, che sono arrivate fino a Saturno a visitare un Titano, anche quelli sono viaggi spaziali, sia pure se con dei robot a bordo e non degli esseri umani. La prossima sfida è Marte, no? Come? La prossima A Marte sfida è Marte. probabilmente ci saranno viaggi con astronauti e in quanto a viaggiare da un sistema solare a un altro, quello credo sia destinato a restare fantascienza, perché prendiamo l'esempio del pianeta terrestre più vicino a noi che si sia scoperto finora, si trova a 20 anni luce da noi, il che vuol dire che la luce che viaggia a 300.000 km al secondo, che vuol dire più di 1 miliardo di chilometri all'ora, impiega 20 anni a arrivare a noi. Quindi anche se noi un giorno riuscissimo
a viaggiare a 1/100 della velocità della luce, impiegheremmo 100 volte di più, quindi non 20 anni, ma 2000 anni, cioè tutta la durata della nostra civiltà. Dovremmo immaginare delle astronavi su cui generazioni e generazioni di esseri umani possano vivere e riprodursi per poter andare da un sistema planetario all'altro. E oggi credo la massima velocità che possiamo raggiungere sia quella degli aerei supersonici, qualche migliaio di chilometri all'ora. Io davvero la ringrazio per la pazienza, per la disponibilità e per la passione con cui affronta questi incontri, sottolineando a noi tutti l'importanza della comunicazione scientifica, del fatto che la scienza sia un valore pubblico, mi verrebbe da dire, una cosa pubblica che è di tutti e non solo degli scienziati. No? Certo è di tutti, perché fa vivere meglio tutti, Ecco. dà più consapevolezza, oltre ai maldaggi dati. Esatto, quindi sulla base di questa consapevolezza che lei ci ha aiutato a ribadire questa sera, io a nome di tutti, dell'organizzazione, di tutto questo pubblico caloroso e anche di quello che è rimasto fuori e non è riuscito a entrare, la ringrazio e do appuntamento alla prossima volta.